L'aspargo friulano, il vino. Il vino, ma però prima del vino vorrei darvi ancora il nome di un artigiano del gusto, perché è un'altra ragazza fortissima, molto brava, che ha avuto il coraggio di fare gli asparagi nelle valli del Natisone. Ha chiamato questa azienda Angolo di Paradiso. Si chiama Gabriella Marzano e vale la pena andarla a trovare perché i suoi prodotti sono biologici, sono fatti molto bene. Allora, il vino. Ma il vino per l'aspargo è il friulano, ex Tokai, perché il suo ammandorlato, il suo profumo di fiori di campo sta perfettamente con questo tipo di ortaggio. Sia con le uova, sia fatto con gli asparagi, in generale questo è il vino che sta meglio. Ovviamente dipende dalla zona, se è più o meno strutturato, però credeteci, è assolutamente l'ideale. L'asparago in cucina ha una infinità di giochi, infinità di possibilità di fare ricette. Una delle ricette che è nata con l'asparagus è prendere gli asparagi bianchi molto teneri e metterli nella pastella e farli fritti. L'unico pericolo è che scottano molto quando si mangiano, però sono stratosferici per quanto riguarda l'aperitivo. Poi un altro classico è il risotto con gli asparagi, quello lo facciamo tutti nelle famiglie, anche qui ripetiamo un consiglio che diamo molto spesso: quando si fa il risotto, attenzione, il risotto deve essere tostato prima di essere portato a cottura definitiva. Vi diamo quindi in chiusura una ricetta dove ci sta bene il friulano ed è una variante con il prosciutto di San Daniele. Allora, lavare bene gli asparagi, ci tiene solo la punta, tagliare a julienne, disporre al centro del piatto di portata alcune fette di prosciutto di San Daniele, magro, affettato sottile, e sopra di lui i gambi precedentemente preparati. Contornate il tutto con le punte, conditelo con olio extravergine d'oliva, aceto di vino, sale e pepe e guarnire il piatto con del dragoncello fresco. Il vino, anche qui, il friulano. Buon appetito!